Un grande speciale dedicato allo sport, uno speciale dedicato alla città di Sassari, ma soprattutto a questa grande polisportiva Athlon che oggi parte con un grande viaggio, un itinerario che ormai portano avanti da 11 anni, una grande giornata dedicata alla lotta. Presidente, buongiorno. Buongiorno, stamattina apriremo questa 11ª edizione di questo torneo internazionale di lotta. 27 nazioni in campo di gara, vedremo cosa succede. Non poteva certo mancare il sindaco di Sassari, molto vicino allo sport, molto vicino a questo sport. Buongiorno. Buongiorno. Mi pare una bellissima iniziativa, tra l'altro è una dei pochi purtroppo riferimenti internazionali che abbiamo 28 nazioni che ospitiamo e siamo felici di farlo a un livello che appunto è ai massimi internazionali, abbiamo campioni di tante nazioni, abbiamo veramente delle eccellenze e questo torneo Athlon ormai è arrivato all'11ª edizione, credo che sia una delle perle che la città deve salvaguardare e valorizzare. Poc'anzi con telecamere chiuse mi parlava delle grandi emozioni che sta provando nel vedere tanti paesi insieme, nel vedere paesi come Iraq, Iran, paesi che vivono in maniera anche non positiva come noi, vederli insieme e vivere insieme a noi. Sì, devo confermare che durante la sfilata la cosa che mi ha sicuramente colpito di più è stata la presenza di paesi che sono in difficoltà o che comunque creano difficoltà a livello internazionale come l'Iraq e l'Iran e vederli qui insieme agli altri in un momento di assoluta pace, tranquillità come lo sport è sempre o come perlomeno dovrebbe essere sempre, credo che sia una cosa che non può che far piacere. Come sempre noi le auguriamo il buon lavoro, buona gestione di questa città che è Sassari. Un augurio alla polisportiva Athlon. Che questa iniziativa sia inserita tra le selezioni per le Olimpiadi, credo che lo meritino gli organizzatori che hanno fatto così tanto e che sono riusciti già ad arrivare così in alto. Questo è un obiettivo che noi ci auguriamo e auguriamo a loro.